Approvate le ZES da parte del governo nazionale, le cosiddette zone economiche speciali, in intesa con il governo regionale. La nostra provincia prevede diverse ZES, quelle di Asi, zona Aragona-Favara, il porto di Licata, la città di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle con il porto e il suo aeroporto e Ravanusa. Un lavoro, a detto del presidente Musumeci, portato avanti con la collaborazione degli assessorati alle attività produttive e all'economia. L'obiettivo è quello di attrarre investimenti, in particolar modo nei settori della logistica, trasporti, commercio, con una semplificazione amministrativa e sgravi fiscali. L'istituzione della zona economica speciale è destinata a favorire gli investimenti nelle zone individuate, quindi certamente è un punto di orgoglio e del riconoscimento del lavoro fatto che noi abbiamo operato in stretta collaborazione con l'autorità portuale di sistema. I nostri uffici comunali sono stati coinvolti e interessati. Noi abbiamo avuto un riconoscimento pubblico dal dottor Pasqualino Monti, che in questi giorni fra l'altro verrà a Porto Empedocle, attendiamo anche il vice ministro Cancelleri proprio per un tavolo tecnico summit a Porto Empedocle sulle numerose prospettive di sviluppo. Certamente la ZES è destinata più a uno sviluppo industriale, commerciale, e puntiamo però anche allo sviluppo turistico. Infatti sono stati ottenuti grandi finanziamenti per gli imprenditori empedoclini, quindi diciamo che abbiamo fatto la prima fase e la ricostruzione, abbiamo salvato il paese. Ora c'è inizia la fase veramente di rilancio e di prospettive per il futuro, e noi non ci vogliamo fare trovare impreparati. Ecco, in questo senso come farete per aiutare i commercianti, per divulgare la notizia? Ma lì poi sono previste tutta una serie di agevolazioni fiscali eccetera, nel dettaglio l'indicazione è nel decreto. Naturalmente sarà una notevole attrattiva e una divulgazione che avverrà sempre in coordinamento con le autorità del territorio, cioè quindi con l'autorità portuale. Coinvolgeremo gli imprenditori, faremo un'opera di divulgazione anche delle potenzialità del nostro paese. Certamente il porto è il punto nodale di tutto lo sviluppo futuro in questa prospettiva, sia anche dalla prospettiva turistica, che noi sappiamo c'è un grosso accordo con le più grandi imprese crocieristiche mondiali, e dal punto di vista dello sviluppo industriale e commerciale. Dopo Covid si smuove qualcosa? Come? Il dopo Covid si smuove qualcosa anche sotto questo punto di vista crocieristico? Certamente noi puntiamo ad un turismo che sia anche letterario, puntando anche sui nostri scrittori con itinerari e percorsi. Fra l'altro siamo inseriti nel GAL e risultiamo ai primi posti proprio per i progetti presentati.